piattami, oimè, non ci manco un dialogo, manco un caffè, e poi, manco una donna. Ero così ben puloe come commercio. E poi, tutto ognuno ci trova il suo piacere. Hai una trentina di euro come servizio. E Francis pas qui, e Francis pas qua. E poi scucciate questa maledetta guerra. E mi voleva parti, senza aver avuto il tempo da cominciarmi a fare professionale. E poi come già fa qui? Due veci, un pedoni, e un sacristano. Ha fatto una decisione di medoni per lavorare a pena, ma come già fa? Oimè, che l'ha fatto? Oimè. Il l'uomo ha fatto bene, ma sono stanca morta di studiare, e poi non la sarai, se non ha fatto tirare, sa strappata in bar, ma chi è? Non la pagani. Era ora che tu unissi. Guarda che usa così, sarà un cliente. È un preti. Mi potrà confessare. È sempre un nome, Panduco. Mi potrà confessare. Che bisogno ce n'è. Oh Gigi, cosa sono questi calzi rossi? Ma volevi portare un nome per i calzi rossi. Ma è Francis. Ma lei soffrete. Oh, che bella fama! Come non ti sta bene, va preti! Allora, oggi ancora i vedi il vostro beneditino! Ah, poeria, ti sei vista tu, vissuta così, ti sei vista? Sei tu che mi hai detto di vestirmi così! Per far credere che sono una vedova di sta guerra di merda. Ma io ho vissuta così. Non posso stare. Allora, aggiungi queste calzetti rossi. Guarda, sono belli. Oh puttano! Ti vuole palesare? Vuoi che lei ti sapesse che tu sono una puttana e un cucchiaio? Ma vuoi che mi mandi se non un conto, io? Oh puttano! Un viaggio di merda! Non esoneraggio! Faccia un cazzo! Viaggio sconfuso di cacate! Pochi bicetti! Manco un bello giovanotto! Passi stradi! Ma sicuro Gigi, sono tutto un franco in verdun, ma qui, ti pure la tua, appena a di chi fa per il commercio. Ci sono due belli giovani. ben diventa, già presentata agli enti di suo paese, e mi spiegherai che tu sai di me un tempo di trovato a casa, e tu dirai che tu sei una cucinora, hai capito? Ti c'ha ragione che Gigi starà un tempo Come Gigi? E di che tu sei una puttana di noi, Ma allora, e come mi faccio chiamare? Come mi faccio chiamare? Quindi perché chiama Maria, la signora Maria, hai capito? E me, se non avete mai di questo, e basta. Zitto che la fa che la va. Sì, hai capito? Oh, Francesco! Oh! Difendi le presentazioni? Ecco. E ti senti a Maria, una vedova di resa, che è venuta a trovare faccia qui. Ma qui a Pasqua una lavorava, Maria, si chiama Maria, non manca, così bellino. Una mano? E anche dura? Come un pezzo? No, voleva dire che era un pezzo con un uomo
mica così davanti in cunera. Non è che signora Maria. È vero, ah, dico che sono vedova, ancora di più mi sento sola. Ah, e così voi mi sapete aiutare. Ognuno pensa. Oh, signora Maria! Oh, vedete me, che ho contato un buon piano di coniglio, mi! No, coniglio, mi pare tutto il coniglio, sì. Ma così fammi tutto il letto. Hai detto? Vabbè, hai detto vabbè, no? La chiedimi, guarda, fiscali appena. Oh, signora, sentite che in una casa conta puntata. Oh, signora Maria, venite da me! Addio, basta, Mario! Sarà così pratica per voi! Oh, no, signora Maria, prenderanno del mio rinfrescarsi! Perché dico che l'eredo ha bisogno di confessarsi. E cosa ne sapete voi? È vero, ma cosa ne sapete? Perché si sa che io a notte faccio dei sogni erotici, vedete? E un ricordo di mio marito a notte si faccia più presente e gli si parla di sante. E senti cosa? È un coso. Ma che cosa? Un coso. Ma cosa? Un cosa, nulla! E poi andate a fare si faccia andare. Sì, andiamo in sacristia, che ti ha confessato, peccatum absolvum Franciscum. Gigi, Virginum, putanum.